Il segretario generale nazionale del sindacato MP della Polizia di Stato, Antonino Alletto, interviene oggi sulla scarcerazione del mafioso Giovanni Brusca, che ha commesso i crimini più efferati nella storia della criminalità organizzata in Italia, con almeno 150 omicidi accertati a suo carico. Essa non è certamente una bella notizia, afferma Alletto. È impossibile non pensare intensamente ai nostri colleghi uccisi da questo signore. È simbolico il dato confutabile della sua pericolosità sociale, considerato nella sua attività criminale veniva indicato con il soprannome in stretto dialetto siciliano Uverro, ovvero sia il porco, o peggio ancora lo scanna cristiani, sgozza persone. Uccideva senza alcuna emozione, uccise pure un bambino a sangue freddo e lo sciolse nell'acido. Quale uomo più crudele può arrivare a macchinarsi di crimini così cruenti? Il movimento dei poliziotti democratici e riformisti coglie la notizia della sua liberazione con una profonda tristezza e amarezza. Con la sua scarcerazione sembra che la morte dei nostri caduti e delle numerose vittime decedute per sua mano siano state vane. Quando fu arrestato gli uomini della squadra mobile di Agrigento, come se fosse in villeggiatura ad ordine chissà quali altri crudeli delitti, tutta l'Italia ebbe ad esultare, una vittoria epocale per lo Stato e per i familiari delle sue vittime. Lo ricordiamo come se fosse oggi. Alletto ribadisce con grande amarezza: essendo uomini di Stato non possa che accettare l'applicazione di una legge in vigore, ma nessuno può impedirci di pensare ai nostri colleghi deceduti, alle loro famiglie, il cui calvario non potrà mai terminare. Per loro sì che possiamo dire che gli è stato inflitto un ergastolo emozionale con fine pena mai.